messaggi di preoccupazione, messaggi di disperazione, messaggi di richieste di aiuto nei confronti di un'istituzione, cioè il Comune, che si è sempre dimostrata l'istituzione più vicina e sensibile a quelle che sono le problematiche dei nostri cittadini. Centinaia di imprenditori della ristorazione in queste ore hanno subissato di messaggi e mail il sindaco e presidente dell'Anci Veneto Mario Conte. Il governo con il nuovo DPCM fa pagare ad altri le proprie incapacità gestionali e rischia di provocare danni enormi alla ristorazione, alla cultura, alle piscine e al turismo. Per Conte la situazione rischia di provocare danni enormi. Io voglio difendere i miei cittadini in un momento particolarmente difficile, perché devono ancora far fronte ai mancati introiti del primo lockdown, quindi erano in una fase lenta ma di recupero. Questa è un'ulteriore mazzata che rischia di mettere a repentaglio davvero anni e anni di lavoro e di imprenditoria. Per il primo cittadino l'emergenza sanitaria e economica rischia di divenire anche un'emergenza sociale. La richiesta che io faccio pubblicamente a questo governo è che i ristori devono arrivare immediatamente. Se chiediamo sacrifici e per tutelare la salute delle persone decidiamo e viene deciso di chiudere le attività commerciali, queste attività che vivono con gli introiti proprio del proprio ristorante, del bar, della piscina piuttosto che della palestra, da domani mattina devono avere i soldi in conto corrente. Diversamente rischiamo che la tensione sociale sfoci